Mattino a Parigi. Pierre Baudard, 1911, olio su tela, San Pietroburgo Hermitage. Nel 1910 il collezionista Ivan Morozov offre al gallerista Bernard Jeune 5.000 franchi per 2 vedute raffiguranti alcuni aspetti della vita parigina. Nell'inverno del 1911-1912 i 2 dipinti sono pronti, ma prima di inviarli al collezionista vengono esposti nella galleria di Bernard Jeune. Entrambe le opere possono essere collegate a un ciclo più ampio di vedute parigine che il pittore esegue fin dai primi anni della sua attività. In ciascuna di esse l'artista rappresenta un aspetto diverso, cambiando non solo punto di vista, ma anche personaggi e scegliendo periodi diversi del giorno e dell'anno. Così tutte le composizioni possono essere considerate come tessere di un grande mosaico che raggruppate offrono uno straordinario quadro d'insieme della capitale francese alla fine dell'Ottocento. Confrontando i 2 dipinti si nota l'abilità dell'artista nel rendere la particolare atmosfera della grande città nei diversi periodi della giornata. Non solo, c'è molta attenzione alle luci, alle gradazioni dei colori, ma una fine osservazione psicologica dei gesti e delle espressioni dei personaggi. In primo piano la venditrice di fiori è ritratta con genuina semplicità, mentre le figure dei passanti sullo sfondo sono semplificate con pure macchie di colore, per accentuare l'idea del movimento frenetico di chi non vede l'ora di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. La figura al centro, vista di schiena, assomiglia molto a quella della piccola lavandaia, una delle sue più belle litografie a colori del 1896. Ricordiamo infine che questi dipinti si collegano alla cartella di 12 litografie a colori, intitolata Qualche aspetto della vita di Parigi, edita dal gallerista Vollard nel 1899. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invito anche ad iscrivervi al canale Il Cappello di Irma, attivando anche la campanellina qui sotto il video per poter ricevere le notifiche dei prossimi video che pubblicherò. Inoltre, perché è gratuito come il canale, vi invito anche sempre a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.